Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati col nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Partiamo subito con il campionato di Serie A di calcio. Si sono disputate molte partite importanti e la giornata è iniziata venerdì sera con il 5-0 dell'Inter sulla Salernitana. L'Inter che torna alla vittoria, con una vittoria molto netta e soprattutto ritrova il gol che mancava ormai da ben 4 partite tra campionato e coppa. Ritorna al gol anche Lautaro Martinez che con una tripletta torna a realizzare una rete in Serie A dopo la partita di andata proprio contro la Salernitana. Una vittoria netta è stata anche quella della Lazio, che ha battuto per 3-0 a domicilio il Cagliari, un risultato mai in discussione, con i laziali che hanno rovinato la loro prestazione solo con l'espulsione negli ultimi minuti del terzino destro Marusic. Vittoria rosicata anche per la Juventus, che con il risultato di 1-0 ha battuto all'Allianz Stadium lo Spezia. Una partita molto combattuta, soprattutto nel secondo tempo, perché la Juventus era andata in vantaggio al 20° minuto con Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo aveva trovato un ottimo gol con il destro nell'angolino basso. Però nel secondo tempo lo Spezia si era fatto molto pericoloso e ha più volte sfiorato la rete del pareggio, più con azioni pericolose che con tiri veri e propri. Ma alla fine la squadra bianconera è riuscita a portare a casa i 3 punti. Ed ora arriviamo ai due big match di giornata, entrambi terminati sul risultato di 1-0, ed è così che la Roma ha battuto l'Atalanta con il gol dell'attaccante della nazionale inglese Tammy Abraham. Una Roma che ha incastrato l'Atalanta per la seconda volta in stagione con 2 vittorie in 2 partite. I bergamaschi non sono mai riusciti ad essere davvero pericolosi e così hanno permesso alla squadra giallorossa di trovare un'ottima vittoria che li porta a guadagnare 3 punti in classifica e soprattutto ad agganciare proprio l'Atalanta al quinto posto, anche se la squadra di Bergamo ha una partita in meno. Ma la partita più attesa della giornata era quella del posticipo della domenica sera. Infatti al Maradona di Napoli è andato in scena Napoli-Milan. Si affrontavano quelle due squadre che all'inizio della giornata erano appaiate in testa alla classifica. Ad uscire vittoriosa dallo stadio Maradona è stato il Milan, che con il gol di rapina dell'attaccante francese Olivier Giroud ha concluso un'ottima partita, diciamo sotto certi punti di vista dominata, soprattutto nel gioco e nel non permettere agli avversari di essere mai pericolosi. Da segnalare le ottime prestazioni dei difensori centrali Pierre Kalulu, giovane difensore francese di soli 21 anni, e dell'attaccante e del difensore inglese Fikayo Tomori. Milan che quindi si trova ancora in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter, che però ha una partita in meno, e 3 sul Napoli. Passiamo ora agli altri sport. Nello sci, da segnalare, il fantastico secondo posto di Federica Brignone nella prova di Super G. Grazie a questo podio e alle corrispettive defezioni di altre due italiane, cioè Elisa Curtoni e Sofia Goggia, Federica si è laureata campione nella specialità Super G della Coppa di Sci. È la prima volta che un'atleta italiana riesce a vincere in questa specialità. Ora passiamo al tennis, dove l'Italia sfidava la Slovacchia a Bratislava in Coppa Davis. È arrivata una vittoria molto importante per 3-2, una vittoria che porta le firme di Yannick Sinner, che ha vinto entrambi i singolari che ha disputato, e soprattutto di Lorenzo Musetti, il giovane italiano che da poco ha compiuto 20 anni, ha dovuto disputare la quinta partita e quindi la sfida decisiva, ed è riuscito a vincere in 3 set, rimontando quindi, dato che si trovava sotto 1-0, l'avversario Gombosch. Una vittoria che è stata molto festeggiata dalla nazionale italiana perché le permette
di accedere ai gironi finali di Coppa Davis che si disputeranno quest'inverno. Passiamo ora al motociclismo. Si è disputata sul circuito di Losail in Bahrain la prima prova della MotoGP e delle altre categorie inferiori. Incredibilmente è arrivata una tripletta italiana. Infatti in Moto3 ha vinto Andrea Miglio, che in volata è riuscito a vincere per pochi centesimi sul suo avversario. In Moto2 invece è arrivata una netta vittoria di Celestino Vietti e soprattutto nella classe regina alla MotoGP è arrivata una fantastica vittoria di Enea Bastianini. L'alfiere della Ducati Team Pramac partiva dalla seconda posizione e dopo un avvio non dei migliori ha recuperato ogni giro qualche decimo di secondo sui suoi avversari fino a superarli tutti e vincere il Gran Premio. Commovente è stata la dedica al suo compianto team manager Fausto Gresini, che purtroppo ci ha lasciato nei mesi scorsi. Ad accogliere il premio sul podio insieme a lui c'era proprio la moglie di Gresini. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!